Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale del Marietto Veneziano. Bene, oggi parliamo un po' di come è la mascherina, il sassolino, ma il sassolino dove? Il sassolino nella scarpa, perché molte volte mi contattano persone in Telegram oppure in WhatsApp, al telefono, mi raccomando se mi contattate al telefono però usate WhatsApp perché abitando all'estero vi costerebbe l'internazionale. Quindi se telefonate dall'Italia, visto che molti mi contattano in lingua italiana, vi consiglio di usare WhatsApp che chiaramente ha solo costi di connessione internet. Bene, mi telefonano e mi raccontano che hanno dei sassolini nelle scarpe. Magari qualcuno vicino un po' troppo irruento, un datore di lavoro un po' troppo che non paga bene gli operai, magari insomma vari sassolini nelle scarpe, no? E mi dicono, mi chiedono se, io gli dico subito che non sono un calzolaio, che sapete che il vostro marietto lavora di fino e non fa le scarpe a nessuno, però se c'è da aiutare una persona che ha un sassolino nelle scarpe, il vostro marietto prima lo manda nel sito del capitano.intervista.org e lì sapete che potete scaricare gratuitamente i circuiti radionici e i quadranti radiostesici e non costano niente. Eventualmente se avete bisogno invece di un intervento un po' più, come si suol dire, un po' più corposo, un po' più insomma che vada nel dettaglio a togliere i sassolini, allora in quel caso lì il vostro marietto può anche intervenire, chiaramente ci sono dei prezzi da sostenere, però chiaramente quando il sassolino fa male, poi dopo magari il piede fa anche male, dopo non si cammina più bene. Quindi cari amici, questo qui potete anche rivolgervi alla nostra Hildegard, che praticamente Hildegard e Marietto Veneziano lavorano, ormai l'avete capito, lavorano sempre assieme per il bene dei propri amici, collaboratori, nel senso gente che ci contatta e ci chiede di togliergli qualche sassolino. Noi facciamo operazioni di alta magia oppure, come si suol dire, facciamo sigilli salomonici, alcune volte facciamo anche legamenti, slegamenti, insomma un po' di queste cosettine qui. Quindi se avete bisogno di togliervi un bel sassolino dalla scarpa e avete già provato anche con la radionica e quant'altro e volete andare sul sicuro, potete contattare sia la Hildegard o il vostro Marietto Veneziano. E vi ricordo che i numeri di telefono sono belli chiari alla fine del video, oppure chiaramente se volete risparmiare meno nella comunicazione direttamente su WhatsApp o su Telegram e mi trovate sempre. Chiaramente come vi ho già detto in altri video ci sono i tempi e i tempi sono minimo un mese se si vuole lavorare con dei riti operativi potenti, se no con i classici riti lunari minimo sono 9 mesi per andare sul sicuro. Bene cari amici, per chi vuole togliersi un sassolino adesso avete un po' le idee chiare perché molti mi contattano e vogliono sapere un po' come operiamo. E quindi se non riuscite con i circuiti radionici che ho messo sul sito nel capitano.intervista.org sapete benissimo adesso che potete contattarmi e previa consulenza che possa riuscire a capire il problema, poi si può vedere se sono in grado di togliere questo sassolino nella scarpa. Grazie cari amici e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale del Marietto Veneziano di Hildegard e venite a trovarci nei gruppi di Facebook o di Telegram. Grazie e alla prossima, ciao!